Ma è una polemica che ho trovato francamente incomprensibile, fatta fra due esponenti dello stesso partito, sbagliata nel metodo perché usa la polemica stampa e dal mio punto di vista sbagliata anche nel merito perché le politiche industriali sono anche un argomento di interesse delle regioni, sono sotto la responsabilità delle regioni e soprattutto perché il ministro Flavio Zanonato ha chiarito a più riprese che nei 200 tavoli su crisi aziendali che ha aperti presso il suo Ministero e in particolare sulla vicenda Electrolux che riguarda lo stabilimento friulano era impegnato in prima persona, insomma. L'ho trovata una polemica che mette in profonda difficoltà il PD padovano e il PD veneto, anche per questa consonanza che ho trovato singolare, insomma, con argomenti utilizzati da esponenti leghisti di primo piano e quindi insomma è quella forza politica che siamo impegnati a combattere politicamente e culturalmente giorno dopo giorno in Veneto, anche con degli sforzi unitari che travalicano questioni interne al Partito Democratico. Sicuramente questo atteggiamento non ci ha aiutato come partito padovano e come partito veneto. Mi rincuoro aver visto che praticamente tutti i parlamentari veneti e anche tutti i segretari provinciali delle federazioni del Partito Democratico Venete si sono stretti insomma, a difesa del Ministro, invitando ad abbassare i toni e a favorire un incontro positivo fra i due che metta definitivamente fine alle polemiche, in particolare direi nell'interesse dei lavoratori coinvolti.